Mancano 4 giorni alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande e intanto sono già 146.742 le istanze pervenute alla Regione per la partecipazione ai concorsi, con 1.170 posti disponibili. Si tratta di 537 assunzioni nei centri per l'impiego categoria D e altri 487 categoria C, 100 posti per il ricambio generazionale nell'amministrazione regionale e 46 agenti del Corpo Forestale. Per il solo Corpo Forestale le domande al momento giunte alla Regione sono 21.421. Intanto è stato presentato al TAR il maxi ricorso contro l'annullamento del concorso indetto da ARPA Sicilia. La FIALS, tramite l'avvocato Francesco Russo Bavissotto, ha chiesto assieme a 82 concorrenti di revocare il provvedimento con il quale era stata annullata la procedura per reclutare 57 dipendenti indispensabili, a dire dell'azienda, per garantire le attività istituzionali di ARPA, una selezione che aveva visto la partecipazione di circa 14.000 persone in cerca di un posto di lavoro. L'azienda, per giustificare il provvedimento di annullamento, aveva sostenuto che dalla preselezione bisognava esonerare i dipendenti interni, ritenendoli già ammessi al concorso. Secondo la FIALS, però, il provvedimento di annullamento appare illegittimo e contrario ai principi dell'interesse pubblico, alla copertura dei posti vacanti.